questa interrogazione potevamo in qualche modo discuterlo, sarebbe stato forse il caso di discuterla il 9 di novembre a seguito di quella lettera degli anestesisti e rianimatori che hanno scritto al Presidente Fedriga, e in quella lettera ovviamente si denunciava in qualche modo una carenza di posti letto di terapia intensiva. Addirittura, riprendendo alcuni stralci della stessa, si invitava a finirla di fornire alla stampa e ai cittadini numeri suggestivi, eclatanti, confusi, confondenti e non reali sulla situazione delle terapie intensive nella nostra regione. Allora noi abbiamo voluto chiedere all'assessore di fare un minimo di chiarezza anche su questo punto, perché ci sono state le repliche dei direttori delle varie strutture, ma poi c'è stata anche la presa di coscienza da parte del Presidente Fedriga, che ha definito quella lettera molto seria, e lui stesso era evidentemente preoccupato per la situazione, e quindi per fare un minimo di chiarezza su questo e per dare le giuste rassicurazioni a tutti i cittadini abbiamo ritenuto opportuno depositare questa interrogazione. Grazie. Prego, Assessore, 3 minuti. Si conferma che la disponibilità dei posti letto di terapia intensiva della Regione Friuli-Venezia Giulia è pari a 175. Questi posti letto sono già attivi e attivabili in 24-48 ore, come richiesto dal monitoraggio quotidiano ministeriale. Gli standard definiti si basano su criteri condivisi con il Ministero della Salute. Si riporta di seguito la situazione dei posti letto di terapia intensiva nelle singole aziende alle date del 3, 14 e 23 novembre, considerando i posti letto dedicati alla gestione dei pazienti Covid. Quindi complessivamente 3 novembre 46, 14 novembre 50, 23 novembre 59. Si precisa che i posti letto Covid sono stati attivati coerentemente alla necessità di accogliere pazienti ad alta intensità di cura, preservando i restanti posti letto intensivi per la gestione delle altre situazioni di criticità vitale, ad esempio politraumi, o alta intensità di cura come per pazienti sottoposti a chirurgia maggiore. L'attivazione dei posti letto è stata condotta coerentemente alle esigenze di accoglimento dei pazienti Covid e al personale necessario per gestirli. Il piano di attivazione di ulteriori posti letto prevede la conseguente e necessaria riassegnazione del personale in atto. Grazie, prego, consigliere Sergo, 2 minuti. Sì, ringrazio l'assessore, anche se avevo chiesto i dati per le singole strutture ospedaliere e mi pare che lei ci abbia riferito. Sì, grazie, se me li manda via mail magari la ringrazio. Io su questo dico solo una cosa: capisco l'attivazione in 24-48 ore, capisco ovviamente la copertura a 175 posti. Quello che capisco un po' meno è che da quel piano di 175 posti, faccio solo un esempio, ospedale di Udine, sono previsti 50 posti letto in terapia intensiva, e dal 29 di ottobre, quindi ben prima dell'aumento di casi che abbiamo avuto in regione, che quel reparto è saturo, lo sappiamo, e è successo anche un caso che è finito poi sulla stampa di un paziente ricoverato all'ospedale di Tolmezzo, doveva essere trasferito a Udine, è stato trasferito a Trieste perché non c'erano posti. Questo ovviamente avveniva dopo la lettera che è stata inviata in regione. Allora io ovviamente posso capire, e ringrazio ovviamente l'assessore per la rassicurazione, che i posti letti ci sono, però se i posti letti, come lei ci dice, sono 59 al 23 di novembre, assessore, e noi in questi giorni abbiamo avuto il picco massimo di 56 posti letto. Allora, siccome l'accesso in terapia intensiva è di 3-4 posti letto al giorno, oltre a essere praticamente ben oltre il 90%, che non è il 30% che poi viene ovviamente presentato non solo sulla stampa, perché quello è relativo, ma anche come parametro per incidere poi e cercare di capire se siamo in zona gialla, arancione, rossa o a che punto siamo. Io credo che effettivamente un po' di preoccupazione in tutto questo ci sia, e soprattutto, come poi riportato anche nella nostra interrogazione,
quello che non si arriva a capire è come questa primavera noi abbiamo avuto un picco massimo di 61 posti, e chiudo Presidente, e avevamo a disposizione 102 posti di terapia intensiva e adesso invece arriviamo praticamente a meno di 80, avendo già adesso raggiunto il picco di 56 posti letto, avendo speso 10 milioni di euro messi a disposizione dal governo e sinceramente queste sono domande che continuiamo a farci. Grazie Assessore.